La seduta è aperta. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno, do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, articolo 85, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, articolo 127, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Comunico che l'onorevole Burtone ha chiesto congedo per la seduta odierna per motivi di salute. L'Assemblea ne prende atto e comunico il congedo per la seduta odierna dell'onorevole Calogero Leanza per motivi personali. Bene colleghi, l'assessore è in aula. Noi dovevamo completare, se c'erano ancora ulteriori interventi, per quanto riguarda la discussione generale del DEF. No. Sull'ordine dei lavori, onorevole Giristro. Prego, onorevole. Attinente ovviamente all'ordine dei lavori. Ordine dei lavori. Prego. Poi chiedo se ci sono altri colleghi che devono iscriversi a parlare e che non sono intervenuti nella seduta d'aula di ieri, lo facciano adesso perché poi chiudo le registrazioni e andiamo al voto. Prego, onorevole Giristro. Grazie Presidente. Allora, Presidente, cari assessori, deputati, colleghi, vorrei che mi prestasse un attimo attenzione. Attenzione, Presidente, perché sto per chiedere una cosa importante. Onorevole Giristro, si deve rivolgere alla Presidenza, prego. Prego. Voglio rivolgermi, colleghi, a voi, al Governo, al Presidente Schifani in particolare. Vorrei che da questo Parlamento possa partire un corridoio, Presidente, umanitario, sanitario, per tutti i bambini che hanno bisogno in questo momento, non solo a Gaza, ma in qualunque altro posto del mondo, e possono essere accolti dalla Sicilia. Ricordo, Presidente, che la Sicilia deve essere il porto di accoglienza per questi bambini che non hanno più i genitori, bambini che hanno bisogno di aiuto sanitario. E voglio che voi tutti quanti, Assessore, possiate in questo momento immedesimarvi. Se solo uno, due, tre bambini fossero siciliani, palermitani o nazionali, se fossero i nostri bambini, vorrei sapere come reagiremmo a quello che sta accadendo se solo fossero i nostri figli. Ricordo che in Sicilia, neanche nei momenti più bui, Presidente, si è mai sparato ai bambini. Quindi chiedo con fermezza al Presidente Schifani che la Sicilia possa essere il porto sicuro, lavorando con gli ospedali, con le associazioni, affinché
la Sicilia sia il primo porto di accoglienza per questi bambini che stanno soffrendo a Gaza. Grazie Presidente. Grazie onorevole Giristro, anche se la tematica condivisibile ma non riguardava l'ordine dei lavori. Tematica condivisibile ma non riguardava l'ordine dei lavori. Allora colleghi, io ho iscritto a parlare solo l'onorevole De Luca e l'onorevole Spada che ieri non è intervenuto, mi ricordo di no, e Di Pasquale. Prego onorevole De Luca. Poi no, qua è l'assessore. E poi l'onorevole Spada e Di Pasquale. Prego onorevole De Luca. Grazie Presidente, buongiorno Governo, colleghi, cittadini che ci seguono. Assessore Dagnino, io questa volta le voglio fare i complimenti perché ho letto il DEF e non sapevo che lei si interessasse anche di scrivere libri di fantascienza. Però le devo dire che è fatto bene, cioè è una storia che comunque è fatta bene, quindi su questo le faccio i complimenti. Mi piace da matti perché è neanche utopistico, tende al distopico il passaggio sulle liste d'attesa. E quello è fantastico. Che poi mi sono detto, questi non è che non ci credono, proprio iperboli, perché voi andate a snocciolare gli interventi e i soldi che avete speso o fatto finta di impegnare senza entrare minimamente nel merito dei risultati ottenuti. E questo è fantastico, Assessore Dagnino, perché io mi chiedo se mai, non per necessità e mai glielo auguro, avete provato a prenotare una TAC coronarica a Messina o a Catania. Se lei ci prova, scoprirà che non le danno la prenotazione a 12 mesi, ma nemmeno a 24. Non la prendono proprio la prenotazione. Non prendono manco la prenotazione e voi mi parlate di liste d'attesa. Allora io credo, ho un'altra cosa bellissima, guardi, questa quando l'ho letta mi sono massacrato dalle risate, perché leggendo i dati, su cui so che lei tra l'altro punta molto, lei mi parla di un'economia che cresce, ma sicuramente sarà cresciuta rispetto alla depressione in cui vive il Sud Italia e magari la Sicilia è andata un po' meno peggio di altre regioni, non lo metto in dubbio, ma mi chiedo, ma per caso lei, come già fece Berlusconi, ha ricominciato a vedere i ristoranti pieni e quindi questo le fa credere che i siciliani stanno bene? Perché i siciliani in questo momento tagliano la fame col coltello e affollano, da quando avete cancellato il reddito di cittadinanza, affollano le mense dei poveri, vivono in condizioni di povertà farmacologica e i dati del banco farmacologico quelli sono reali e sono chiari e ci dicono che i siciliani non riescono più a curarsi. Ma un altro passaggio che veramente mi ha destato stupore e per questo parlo le faccio i complimenti, ma come scrittore di libri di fantascienza, è dove lei mi parla di un aumento della spesa come se la massa complessiva di spesa fosse un indice di una maggiore capacità di acquisto. Perché se così fosse saremmo d'accordo, ma nella realtà la spesa complessiva dei siciliani non è aumentata perché i siciliani stanno meglio, hanno più lavoro, guadagnano di più e comprano di più, ma semplicemente perché i beni al consumo, quelli che costituiscono il paniere Istat, i beni di prima necessità, sono aumentati di costo. Quindi il problema è che prima si spendeva €1 per comprare un chilo di pane, adesso si spende €1,20 per comprare lo stesso chilo di pane.
Quindi non è che l'aumento della spesa nel suo dato complessivo significa che i siciliani stanno meglio, semmai significa che stanno erodendo i loro risparmi o che riescono a risparmiare di meno, perché l'unica cosa che è aumentata in Sicilia è il costo della vita, non è il lavoro, la capacità reddituale dei siciliani o il loro potere di acquisto. E allora, Assessore Dagnino, io so che lei è un professionista serio, ma non può condire un documento come quello di programmazione economica e finanziaria della Regione siciliana con una serie di dati opinabili, gonfiati e non veritieri, perché l'unico dato reale ce lo danno le famiglie siciliane, dove il ceto medio sta scomparendo, dove non si riesce più ad arrivare in maniera agevole a fine mese, dove le opportunità di lavoro diventano sempre inferiori, soprattutto per l'area giovanile. Guardi, adesso le leggo un dato che è reale. Lei parla di un aumento degli occupati, Assessore Dagnino. Peccato che questo aumento degli occupati anch'esso sia un dato non veritiero, non solo perché riguarda solo alcuni settori, ma è perché in assoluta, Assessore Dagnino, perché il dato degli occupati, che in aumento solo in alcuni settori, sono settori in cui l'influenza della politica regionale è assolutamente nulla, in realtà si osserva che il mercato del lavoro giovanile non è in aumento, ma semmai è in depressione, e lo dimostrano il numero sempre maggiore di giovani, di siciliani che vanno via dalla Sicilia, al punto tale che quella stessa rete ospedaliera fatta male che avete appena deliberato in giunta vede un taglio di 367 posti letto, perché abbiamo perso 500.000 di abitanti in Sicilia. E allora come fate a scrivere un DEF in quel modo? Cioè, io non lo so se vi volete convincere di una Sicilia che non c'è, o se voi la vedete così perché non uscite dal palazzo, perché non prenotate una visita e perché non avete il problema di arrivare a fine mese o di comprare farmaci. Ma i siciliani questa condizione vivono. I siciliani, se non trovano opportunità di lavoro, o devono mendicare o devono andare via. Se non trovano la possibilità di curarsi in Sicilia, devono mendicare o devono andare via. Non vivono la nostra condizione. E allora io la prego, un momento di autenticità. Trovatelo quando scrivete un documento di programmazione finanziaria. Un minimo non di verità, ma almeno di verosomiglianza, di veridicità. Trovatelo, provate a inserirlo in questi documenti. Provi per una volta a prenotare attraverso il CUP un esame per vedere quando lo danno, prima di dire che avete abbattuto le liste d'attesa. Perché vedi, io non voglio essere scortese, ma scrivete sono sciocchezze alcune. Alcune sono delle prese in giro ed è inaccettabile in un momento in cui i siciliani soffrono. E allora io concludo, Presidente. Concludo già anticipando la dichiarazione di voto, che per noi sarà assolutamente negativa, perché non può essere positiva, perché questo documento non è realistico, è condito da un sacco di proprio sono sciocchezze. Io non voglio usare termini inappropriati, però veramente, Presidente Di Paola, c'è il contrario di ogni realtà concreta. Grazie Presidente. Grazie onorevole De Luca. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Spada e infine l'onorevole Di Pasquale e Schillaci. E poi ho chiuso la discussione generale. Già ci sono stati gli interventi ieri. Prego onorevole Spada. Grazie signor Presidente. Un brevissimo intervento per sottolineare un aspetto di cui ho avuto modo di parlare ieri durante anche un'intervista. Nel settembre del 2019 feci un'interrogazione in assessorato ambiente e territorio per quanto riguardava una specie invasiva
che aveva colpito la nostra regione, nello specifico la provincia di Siracusa. Si parlava all'epoca della cosiddetta formica di fuoco, che in tutto il territorio provinciale stava facendo un sacco di danni e che nel mondo aveva non solo distrutto le culture, ma che aveva costretto gli stati colpiti da questa tipologia di formica a dover spendere miliardi di euro per contrastarla. Vi do alcuni numeri, anche perché poi ieri ho avuto modo di parlare con l'assessore Savarino. Negli Stati Uniti, per provare a limitare e contrastare la formica di fuoco, sono stati spesi ad oggi 6 miliardi di euro. Per non parlare dell'Australia, dove sono stati spesi 240 milioni di euro. Ora ci ritroviamo nuovamente a parlare di questa vicenda e ne parlo all'interno di questa discussione generale perché vorrei stimolare la Regione, l'assessore Dagnino nello specifico, a inserire all'interno di questo documento di programmazione economico e finanziario il contrasto a questa specie. Noi da qui a 10 anni rischiamo di non poter limitare più l'espansione della specie, che è partita da Fontane Bianche, quindi una frazione del comune di Siracusa, e che si sta spostando lungo la zona sud. Ha colpito già Avola, è arrivata a Noto e purtroppo, se continueremo a considerare questa specie invasiva che distrugge anche non solo le culture. Voi dovete sapere che questa specie distrugge proprio i cavi elettrici, i microchip, oltre a tanti mammiferi che vengono proprio la formica di fuoco, onorevole. Quindi da questo punto di vista vorrei stimolare e invitare il Governo, che ha già messo in campo un piano di contrasto di questa formica, a inserire nel documento programmatico finanziario una quota fissa per ogni anno, perché altrimenti arriveremo troppo tardi e non ci stiamo rendendo conto del danno a cui stiamo esponendo la Sicilia. Un ultimo appunto. L'Unione, la Comunità Europea, ci ha messo a fine giugno in infrazione, ha avviato la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia perché sostanzialmente non aveva ben chiaro il piano d'azione che era stato messo in campo per contrastare questa specie. Voi dovete sapere che in provincia di Siracusa esiste la colonia più grande in Europa. Capisco che fino a quando non avremo contezza e non vedremo con i nostri occhi i danni che questa specie ha fatto nel mondo, non ci allarmeremo e rischiamo ulteriormente di rincorrere le emergenze come abbiamo fatto fino ad oggi. Grazie. Grazie onorevole Spada. Comunico i concedi dell'onorevole Campo, dell'onorevole Marano e dell'onorevole Adorno. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schillaci. Prego, onorevole Schillaci. Grazie Presidente. Cosa dire? Leggendo il documento, il DEF presentato dal Governo regionale, sembra di essere davanti ad un copia e incolla di una qualsiasi altra annualità. Ma quello che vorrei invece evidenziare al Governo regionale, ma anche al Parlamento, è che i documenti rimangono gli stessi, ma il mondo fuori, la realtà esterna è cambiata totalmente. Ci troviamo dinanzi a famiglie che hanno difficoltà enormi ad arrivare alla terza settimana e devono decidere se fare la spesa o curarsi o addirittura mandare i figli a scuola, quindi provvedere alle esigenze dei figli, perché vede, in questo documento non c'è molto che riguarda il welfare, che invece avrebbe bisogno di essere assolutamente potenziato in questo documento di finanza, dove le famiglie veramente siciliane stanno affrontando una vita veramente dura. Quello che manca è un'attenzione particolare. Sia il governo nazionale ma anche il governo regionale hanno evidenziato come un reddito di povertà sia davvero
importante e strategico. Hanno cambiato il nome, ma naturalmente le famiglie hanno bisogno di questo supporto e quindi siamo dovuti ricorrere al reddito di povertà anche nell'assestamento, nella variazione che ci sono state negli scorsi mesi, ma le risorse sono sempre risicate perché non tutte le famiglie che hanno difficoltà riescono ad essere garantite. Mancano i buoni libri per i ragazzi, manca una visione strategica appunto che metta al centro il welfare. Bene, se parliamo di emergenze sociali non possiamo non fare riferimento ad un vuoto che c'è all'interno di questo documento per quanto attiene una delle piaghe della nostra regione, che è la dispersione scolastica. Ecco, io credo che la visione di questo governo è veramente miope, perché continua a perpetrare una serie di progetti che vengono erogati dai singoli dipartimenti, dai singoli assessorati, senza pensare ad una visione sinergica. La progettualità, lo abbiamo detto tantissime volte, raggiunge determinati soggetti in difficoltà, ma ne lascia fuori tanti altri. Per la dispersione scolastica quello che occorrerebbe è aumentare e potenziare il tempo pieno nelle scuole, che oltretutto leverebbe i ragazzi dalla strada, che poi hanno delle devianze davvero pericolose, come dimostrano le cronache di questo ultimo anno, che è stato davvero inglorioso. Ecco, questo governo regionale, per quanto attiene il tempo scuola, deve battere i pugni nella fase di un accordo Stato-Regione e fare sentire la propria voce a Roma, perché quello che occorre è aumentarlo il tempo pieno. E ancora mancano i centri di aggregazione giovanile, spazi per il doposcuola, per lo sport, per la cultura, che è uno degli strumenti importantissimi per evitare la devianza giovanile. Ecco, tutto questo noi non lo ritroviamo nel documento di programmazione, è un documento senza anima, privo di visione e soprattutto incapace di affrontare i nodi che ancora soffocano l'intera Sicilia. Noi, Presidente, non possiamo limitarci ad assistere, continueremo a chiedere a questo Governo di mettere al centro i bisogni dei siciliani, ma dei siciliani più fragili. Ancora oggi noi dobbiamo rincorrere degli emendamenti per le persone più fragili che devono andare a scuola. Ancora oggi non abbiamo l'assistenza igienico-personale nelle scuole, abbiamo difficoltà delle risorse per gli ASACOM. Ancora oggi questo governo regionale decide che esistono studenti di serie A e studenti di serie B. Ecco, Assessore, noi non lo possiamo più tollerare. Quello che ci aspettavamo da questo governo regionale era quello di una visione attraverso delle riforme che potessero superare i nodi che ancora oggi attanagliano i siciliani. Grazie. Grazie onorevole Schillaci. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Pasquale, prego. Signor Presidente, signori assessori, colleghi parlamentari, io penso che il Presidente della Regione abbia perso un'occasione, quello lì di essere presente in aula, di confrontarsi con il Parlamento e con i siciliani su una questione importante che riguarda la programmazione economica della Regione per i prossimi 3 anni, lasciando questo importante compito all'assessore Dagnino, che ovviamente, essendo l'assessore al bilancio e con un'esperienza anche limitata, ha fatto un intervento che ora poi lo riprendo parlando di un aspetto del DEF. Il Presidente della Regione farebbe bene a occuparsi dell'Assemblea là dove serve il confronto, non come
spesso cerca di fare, lui si vuole occupare dell'Assemblea per limitarne il ruolo proprio del Parlamento. Il Parlamento non è il luogo dove il Presidente della Regione deve venire per cercare di rendere l'Aula più confacente a quelle che sono le sue esigenze, cercando di limitare gli interventi dei parlamentari, cercando di limitare la vita democratica di questo Parlamento. Dopodiché un eterno assente nelle questioni importanti non c'è mai, inesistente. No, scusi, assessore degli enti locali. Allora, vede, assessore Dagnino, io prima ho detto, cioè lei giustamente ha fatto un intervento da assessore a bilancio, ma il DEF non è solamente bilancio. Cioè io ho riletto il suo intervento. Sappiamo che il senso del documento di economia e finanza regionale, io ieri l'ho visto, lei l'ho seguito tutto, infatti poi me lo sono voluto rileggere perché ho detto, ma può essere che ho capito questo? Sì. Sta nell'identificare il cosiddetto PIL tendenziale, quindi PIL che viene previsto dalla legislazione vigente in assenza dell'intervento del governo, delle politiche governative, e poi continuando sempre una discussione per 3/4 del suo intervento sul PIL. Cioè lei ha fatto diventare la discussione sul DEF una questione di PIL. Non c'entra nulla. È un aspetto anche marginale. Perché, veda, io glielo voglio rileggere perché non voglio commettere errori. Il DEF, il documento economico di economia e finanza regionale, è lo strumento principale di programmazione economica e di bilancio per le regioni italiane ed esso definisce gli obiettivi strategici e le politiche economiche e finanziarie per il medio e lungo termine in linea con l'indirizzo nazionale ed europeo. Fissa le strategie per raggiungere gli obiettivi economici e finanziari della regione nel prossimo triennio. Descrive gli scenari economici e finanziari internazionali, nazionali e regionali. Noi non abbiamo toccato neanche quelli regionali. Presenta le politiche da adottare per raggiungere gli obiettivi di bilancio e le riforme. Tiene conto del contesto normativo ed è lo strumento più importante di programmazione di un governo che adotta la Giunta. Il motivo perché doveva essere presente il Presidente della Regione, che è l'unico che poteva avere una visione complessiva. Giustamente, lei ci ha parlato del PIL. Cioè l'ha fatto diventare uno strumento collegato al PIL. Cioè quando invece questo doveva essere l'occasione per capire nei prossimi 3 anni, almeno, visto che sono passati 7 anni che governate e non avete prodotto un bel niente, solamente tantissimi bellissimi spot elettorali, per capire cosa volete fare nei settori strategici, per capire cosa volete fare sulle questioni dei rifiuti, per capire cosa volete fare per la povertà, per capire cosa volete fare per l'agricoltura, per capire cosa volete fare per i servizi sociali, per capire cosa volete fare per le famiglie, per capire cosa volete fare per le portualità, per capire cosa volete fare di questa regione che, guardate, voi potete continuare a raccontare questo sogno e questo miraggio. Lo sapete che cosa vi mancherà fra 2 anni? Perché fra 2 anni andiamo a votare. Vi mancherà l'alibi di poter dire ma la colpa era di Crocetta, perché Crocetta, il centro-sinistra in questa regione, su 30 anni di governo, ha governato 5 anni. Dopodiché voi avete governato per 25 anni e per 25 anni avete prodotto il nulla. Lombardo, prima Cuffaro 2, Lombardo, Musumeci e Schifani. Ma che cosa gli dovete raccontare? Gli potrete raccontare?
Cosa pensate sui rifiuti che ancora la gente vi potrà credere dopo 10 anni che state facendo la progettazione per l'inceneritore? Dopo 8 anni dovevate inaugurarlo l'inceneritore, se era questo l'obiettivo del governo, ma avete preferito mandare i rifiuti fuori, perché così è successo, e spendere decine e decine di milioni di euro dall'FSC, che soldi che servivano per altre cose. Un fallimento. Ma voi pensate che vi potete ripresentare agli elettori raccontando questa favola? E allora lo strumento di programmazione doveva servire almeno ad illudere questo Parlamento, a farci illudere che c'erano prospettive incredibili. Ma oggi parlare del PIL, cos'è? All'interno del DEF, cos'è? È un non argomento. Cioè voi avete perso l'occasione veramente di un confronto su almeno quelle devono essere le cose che dobbiamo fare negli ultimi e che volete fare negli ultimi 2 anni. Capire per esempio per le infrastrutture quali sono gli interventi. A noi, caro onorevole Abate, hanno rubato 350 milioni di euro e ancora aspettiamo di capire queste risorse quando ritorneranno nel territorio della provincia di Ragusa per il collegamento della Siracusa-Gela fino a Modica. Ma voi pensate che dopo 10 anni di questo governo, di questa maggioranza, cioè poi li potrete raccontare, sì va bene, poi li rifinanzieremo? Noi abbiamo lasciato la Siracusa-Gela appaltata fino a Modica, finanziata ed appaltata fino a Modica. Voi avete perso le risorse che avevamo lasciato noi da Modica fino a Scicli. Questo è capire le cose, che cosa. Ci potete raccontare il ponte? E cos'è l'elemento strategico per le infrastrutture? Ma infatti io lo ritengo completamente un intervento incompleto, inadeguato per quello che è lo strumento del DEF, e mi sarei aspettato, e mi avvio alle conclusioni, anche un intervento sulla sanità, perché, e lì avrei voluto veramente il Presidente della Regione, io avrei voluto dire al Presidente della Regione, se un pochino, dopo quello che è successo nel servizio delle Iene, si fosse vergognato, dopo aver sentito che uomini da lui nominati, da questo governo nominato, utilizzano il nome dell'assessore per dire a un dottore tu te ne devi andare in ferie perché serve qualcuno che paga, perché lo dice l'assessore, è una vergogna. Io mi sono vergognato per tutti voi. Ma voi pensate che sia sufficiente riuscire a ricostruire un consenso, un rapporto di fiducia con i siciliani sulla base delle nomine che andate facendo, dei sottogoverni? Secondo me siete convinti veramente male. Cioè pensate che i siciliani siano veramente dei deficienti. Cioè queste cose le vedono e le capiscono. Oggi questo strumento doveva essere uno strumento di confronto sulle cose che si vogliono fare e invece purtroppo il Presidente della Regione è assente. Quello che è stato, mi sarei aspettato gli interventi di tutti gli assessori, c'è stata una relazione che ha parlato di un aspetto veramente insignificante dal mio punto di vista per quello che è il DEFER. Io penso veramente che questo governo sia arrivato, che questa esperienza di questa maggioranza sia arrivata alla frutta e mi auguro veramente che i siciliani se ne rendano conto e possano liberare e rimpadronirsi del proprio futuro. Grazie onorevole Di Pasquale. A questo punto, chiusa la discussione generale, possiamo procedere al voto dell'ordine del giorno numero 203 che trovate all'interno dei vostri tablet, è già caricato.
Metto in votazione l'ordine del giorno numero 203. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'ordine del giorno è approvato con il voto contrario Movimento 5 Stelle, PD e Lavardera. Bene colleghi, a questo punto riconvoco l'Aula a martedì prossimo alle ore 15 con l'ordine del giorno stabilito all'ultima capigruppo, cioè la votazione del membro aggiunto della Corte dei Conti. Martedì alle ore 15. La seduta